Presidente della provincia di Venezia Francesca Zaccariotto, perché la provincia ha creduto in questa splendida 3 giorni Art Bike Weekend nel territorio del Veneto orientale? Perché non è un evento solo sportivo, quindi lo sport che dà attività fisica fa in maniera che ci possa essere l'attenzione a un progetto per l'ambiente, un progetto per la sicurezza, un progetto per il turismo e un progetto perché l'evento sportivo possa trasformarsi in un'opportunità turistica. E quindi credo che aver lavorato in sinergia in tutti quelli che possono essere i settori di cui la provincia si occupa sia diventata una opportunità per la provincia stessa da dover sostenere. Ecco perché ecco il motivo per il quale abbiamo accettato di condividere questo evento. Tra l'altro questo era un appuntamento che veniva fatto nel Veneto orientale, prima solo in chiave sportiva, e abbiamo visto che dopo solo un anno di esperienza ha permesso veramente di conoscere un territorio, un entroterra con tutte le sue ricchezze, con tutte le sue opportunità, e ha fatto in maniera anche che le varie realtà che fanno parte del Veneto orientale si unissero assieme in questa grande sfida, che il turista non sia solo un qualcosa che attraversa il tuo territorio, ma che si ferma nel tuo territorio, lo scopre e se lo porta via come un grande tesoro che ci è sempre appartenuto.